Benvenuti, oggi è martedì 29 agosto 2023. Il sole sorge alle 6:26 e tramonta alle 19:35. La luna sorge alle 8:17 e cala alle 20:54. Oggi si celebra Santa Sabina. Il nome Sabina ha origine latina e significa che viene dalla Sabina. Il suo numero fortunato è il 10, il colore il blu, la pietra lo zaffiro, mentre il metallo è l'argento. Quando tornate a casa stanchi e sudati, l'ultima cosa che vorreste è un asciugamano ruvido che vi sfreghi la pelle. Ma non temete, ho un prezioso consiglio per mantenerli sempre morbidi e piacevoli al tatto. Aggiungete una tazza di aceto bianco al lavaggio e otterrete un triplice effetto: via i cattivi odori, tessuti più morbidi e macchie eliminate. Poi, se avete bisogno di sbiancare gli asciugamani ingialliti, sostituite l'aceto bianco col bicarbonato. Ma non utilizzate mai questi due prodotti insieme o rovinerete la lavatrice. Ve lo dico per esperienza. Sono 56 le candeline per la cantante Tosca, all'anagrafe Tiziana Tosca Donati. È in un piano bar romano che approda alla musica e viene notata da Renzo Arbore. La fama arriva quando vince a Sanremo insieme a Ron nel 1996 con il brano Vorrei incontrarti fra 100 anni. Festeggia 55 anni l'attore romano Ricky Memphis, pseudonimo di Riccardo Fortunati. Alla fine degli anni '80 appare in TV come poeta metropolitano, ospite sul palco del Maurizio Costanzo Show e in alcune puntate di DJ Television. Grazie alla fiction Distretto di polizia raggiunge il picco di popolarità. Nel 2011 è tra i protagonisti del film Immaturi, con la regia di Paolo Genovese, dove interpreta il ruolo di Lorenzo, un giovane agente immobiliare che alla soglia dei 40 anni si ostina a rimanere a casa con i genitori. Infine oggi compie 49 anni l'ex calciatore Nicola Moruso, con 13 maglie indossate in Serie A. Ha il primato di aver cambiato più società e segnato in più squadre, tra le quali Juventus, Napoli, Regina, Torino e Atalanta. Tra i trofei vinti in carriera una Coppa Italia con la Sampdoria e 3 scudetti e una Coppa Intercontinentale con la Juventus. Alle 7:30 del mattino il silenzio che avvolge via Vittorio Alfieri nel cuore del centro storico di Palermo è interrotto da 3 colpi di pistola. È il 29 agosto del 1991. 2 persone scappano e sul marciapiede rimane il corpo senza vita di un uomo. È Libero Grassi, titolare dell'impresa Sigma, assassinato a 2 passi dalla sua abitazione per mano della mafia, contro cui ha lottato fino alla fine. Vi è capitato di dire quello è muto come un pesce? Ma non è affatto vero che i pesci sono muti, anzi comunicano tra loro con molti suoni. Usano lamenti, strilli, fischi e grugniti per spaventare i nemici o attirare i partner. Ovviamente i pesci sono privi di corde vocali, i loro suoni vengono emessi attraverso le vibrazioni dei muscoli. Come ogni giorno, ecco l'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12, cambia ancora la configurazione zodiacale. La luna oggi è in un originalissimo acquario e contando sull'appoggio di un Marte focoso, fantasia che esplode in tutto lo zodiaco. Vediamo Ariete, niente di meglio che una luna in acquario per sentirvi confortati amicalmente dalle energie planetarie che oggi vi garantiscono affinità elettiva, il concordare un accordo a livello familiare o lavorativo molto interessante e soprattutto una ripresa ridanciana dei rapporti sociali. Ma chi lo teme? Marte in opposizione, via. Toro, giornata oggi che inizia con una luna in quadratura, quindi un po' di nervosismo e un po' di chance che non riuscite ad afferrare al volo. Forse dovreste rivedere un pochettino la vostra posizione a livello lavorativo e soprattutto in termini di affidabilità dovreste recuperare un po' presso qualcuno. Gemelli, luna in trigono oggi assieme a Marte, un cocktail esplosivo che vi rende di nuovo brillanti e pieni di passioni. Anche se le energie solari e mercuriali vi stancano, una stanchezza fisica, una stanchezza un po' mentale, tutto il resto invece si configura in una maniera attiva e contagiosa. Lasciatevi andare. Cancro, giornata oggi che vede la luna del sonno e del sogno connettersi un po' ad un desiderio non nostalgico e lontano. È un periodo molto emotivo per voi e la luna vi aiuterà comunque ad avere quello scatto necessario per fare quella chiamata che non osavate fare o quella proposta al lavoro
che vi mette più in risalto. Leone, Luna in opposizione oggi non è una giornata delle migliori, anche perché qualche dubbio, qualche perplessità potrebbe essere suggerita proprio dal partner che vi fa notare qualche irregolarità, probabilmente in ambiente lavorativo o nell'assetto economico-legale. Vergine, giornata oggi che vi fa perdere l'appoggio della Luna. Marte in seconda casa inizia un po' a complicare le faccende pratiche, ancora non riuscite a esprimervi bene, forse c'è un po' di rabbia, un po' di mal sopportazione, ma troverete ancora una volta il bandolo della matassa facendovi in quattro. Bilancia, Marte e trigono di Luna oggi vi rendono assolutamente i più affascinanti e sensuali dello zodiaco. Che ne direste di sfruttare questa caratteristica magari per rilanciare sull'amore, che è un'area un po' trascurata ultimamente? Scorpione, Luna in quadratura oggi, quindi vi guardate un po' intorno, circospetti e guardinghi, come se qualcosa non vi convincesse. Avrete dei chiarimenti importanti su una faccenda un po' oscura o delle rivelazioni rispetto a una persona che vi interessa molto. Sagittario, Luna oggi in un amichevolissimo sestile. Eccovi di nuovo baldanzosi e ridanciani e di nuovo con la voglia di creare nuove dinamiche. Marte ha finalmente deciso di dinamizzare il tutto e anche per voi a livello fisico e mentale inizia un periodo attivo senza le solite reiterazioni. Capricorno, giornata oggi che vi lascia libera dalle emozioni della Luna, quindi un po' più lucidi e un po' più possenti nello scegliere sentimenti e prospettive. Rocciosi come sempre, affrontate il tutto anche se Marte in quadratura vi fa sentire un po' sotto attacco e sotto pressione da alcuni punti di vista. Acquario, splendida la Luna oggi nei vostri gradi che regala suggestioni, sogni ed energia e stimoli nuovi. Oggi sarete sornioni interessanti e con un Marte super passionale potete finalmente darvi alle gioie dell'amore e della passione. Oggi siete tra i più desiderati assieme alla Bilancia e ai gemelli dello zodiaco. Pesci, Luna in 12ª casa, oggi è una giornata un po' emotiva ma ricca di tante suggestioni artistiche e creative. E siete sensibilissimi voi a queste tematiche e probabilmente riuscirete a trovare il tempo e lo spazio per collocare un momento ludico e creativo anche in una situazione che vi tiene un po' sotto pressione. Hai una passione per i video e documentari? Allora questa è la tua occasione. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Oltre 700 morti, vie di comunicazione KO e il 90% della popolazione evacuata. È una New Orleans in ginocchio, quella che si presenta agli occhi del mondo il 29 agosto del 2005, a poche ore dal passaggio dell'uragano Katrina, uno dei 5 più disastrosi della storia degli Stati Uniti. Le vittime in totale sono 1833, distribuite in 7 stati, compresi nella zona della costiera sul Golfo del Messico, ma a subire le maggiori conseguenze in termini di vite umane e di danni materiali è la principale città della Louisiana. Tutti noi abbiamo avuto idee brillanti o progetti emozionanti, ma spesso rimangono solo sulla carta, come quel viaggio che abbiamo sognato di fare per tanto tempo e finalmente si avvicina il giorno della partenza. Possiamo dire "when the rubber hits the road", tradotto come "quando la gomma colpisce la strada". Indica proprio quel momento in cui le idee o i progetti devono essere messi in pratica, tradotti in azioni concrete. È come dire passare dalla parola ai fatti. Volete riascoltare i fantastici e utilissimi consigli che vi do? Potete farlo cercando su YouTube Sicilia Play, così da riavvolgere il nastro. Michael Jackson nasce in una famiglia di musicisti. Il padre è un uomo violento, intuisce il talento dei figli e li spinge a esibirsi insieme come i Jackson 5. Michael diventa solista nel 1978 e il suo successo esplode con l'album Thriller, uno dei più venduti di sempre. Nonostante il grande successo, Michael inizia a mostrare segni di paranoia e si ritira a Neverland, un ranch trasformato in parco giochi per ospitare ragazzi. Il genio della musica inizia a soffrire di eccessi e ossessioni, compreso il ricorso frequente alla chirurgia plastica. Nel 1985 è uno dei promotori del progetto umanitario We Are The World, dimostrando il suo impegno nell'aiutare i bambini africani.
Negli anni 90 iniziano a circolare accuse di molestie a minori, ma Michael cerca di far tacere i sospetti sposandosi con Lisa Mary Presley, figlia di Elvis. La sua salute e situazione finanziaria peggiorano, ma nel marzo del 2009 è pronto per un tour mondiale, che purtroppo non avrà mai luogo. A soli 51 anni Michael muore per un infarto. Il suo medico personale viene accusato di omicidio, ma rimarrà sempre un mistero quanto abbia contribuito lui stesso alla sua tragica fine. Ci salutiamo con la frase del giorno: la felicità è buona salute e cattiva memoria. Sempre puntuale qui tutti i giorni, vi aspetto anche domani con una nuova puntata dell'Almanacco.